La parola chiave di oggi è vincere per non interrompere i sogni di playoff. Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal Santissima Trinità e Geraci Mazara 46, 18ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. Il Geraci è tornato a vincere settimana scorsa contro l'Accademia Trapani, si trova tranquillamente a metà classifica la squadra di Mirto, strizzando l'occhio alla zona playoff. Dall'altra parte il Mazara 46 che cerca ancora il primo successo con Domenicali in panchina, 2 sconfitte nelle ultime 3 partite e già la peggior striscia in stagione per la terza forza del campionato dietro Niscia e Pro Favara. Le due formazioni, Geraci in maglia blaugrana, il 3-5-2 di Gaetano Mirto oggi alla 50ª panchina con il Geraci, Barbagallo in porta, in difesa da destra verso sinistra Lopizzo, il nuovo acquisto Reghini insieme ad Okponda a comporre la retroguardia blaugrana, centrocampo albanese Giovagnoli, Scalisi, Bonamaison e Pane Bianco, in attacco Guadagnoli e Fernandes. A disposizione in panchina i due portieri Dragone e Keita, poi Coco Romero, anche lui alla prima convocazione, anche lui nuovo acquisto, e poi Mannina e Trebbiano. Dall'altro lato il 4-3-1-2 di Emanuele Domenicali con Cheva in porta, in difesa Locascio, Gaspare Galfano, Yamè e Barbero, a centrocampo Licata, Ferraù e Angileri, Pace dietro Velardi, l'ex della partita, e Mario Erbini. In panchina Salvatore Russo per quanto riguarda la porta, poi Ciolino, Simone Erbini, Rosella, Murania, Pirrone, Ferreri, Cristaldi e Lentini. L'arbitro del match è Vincenzo Carnemolla della sezione di Ragusa, assistito da Alessandro Firera e Arturo Artellini, anche loro entrambi della sezione di Ragusa. Tutti comodi, il match è iniziato già da 1 minuto e 10 con le prime azioni offensive da una parte e dall'altra. L'arbitro ha fischiato un calcio di punizione per il Mazara 46 in tenuta giallorossa. Andrà alla battuta Pace, che ha recuperato in settimana. Affidata a lui la battuta di questo calcio di punizione. 2 in barriera per il Geraci. Fischia l'arbitro, c'è anche la finta, parte Pace, secondo palo Yamè, stava andando a staccare di testa, poi la conclusione da fuori di Licata. Prima chance per il Mazara 46 che inizia forte, pallone alla destra della porta, difesa da Barbagallo. Fernandes non la prende di testa, c'è il recupero del Mazara 46 che riparte con Ferraù. Il lancio lungo di Barbero, pallone che arriva a Barbagallo. Finì 2-1 con l'Accademia Trapani per il Geraci. Una vittoria firmata Giovagnoli e Fernandes. In mezzo c'è stato il momentaneo pareggio di Perricone. Madoniti così si sono stanziati, si sono confermati nella parte centrale della classifica. 22 punti, 8° posto, a meno 4 dalla zona playoff, con il 5° posto attualmente occupato dalla Castellammare. Fernandes, diagonale centrale per Cheva, risponde il Geraci proprio con Marcio Fernandes. È stato il gol numero 7 con l'Accademia Trapani per il portoghese. Niconeo
dell'ultimo periodo per il Geraci, la sconfitta di Favara per 3-1. Nelle ultime 7 partite 4 vittorie, anche e 2 pareggi. Invece il Mazara 46 già si trova in un periodo difficile, ha dovuto superare l'allontanamento da Giovanni Iacono, ormai ex allenatore della Mazara 46, finito agli arresti domiciliari. Il subentro di Manuele Domenicali, con un passato anche nella vecchia Lega Pro. Sconfitta Sciacca 1-0, lo 0-0 con lo Sciacca, l'1-0 fu a Casteldaccia, l'ultimo match perso con la Pro Favara. Nel tempo di recupero con il Mazara 46 a riprendere varie volte la Pro, ritrova un calcio d'angolo la squadra di Domenicali. Oggi potrebbe essere la giusta giornata per tornare al successo che manca dalla 14ª giornata, il 2-1 contro l'Oratorio Marineo. Sempre Pace, stavolta alla battuta corta di questo calcio d'angolo, il cross di Ferraù, secondo palo, sempre Yamé ad intervenire. Pallone mantenuto in campo, lo prende Barbagallo. Stanno iniziando piano piano anche le altre partite. Quelle che completano il quadro della 18ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. Ieri intanto c'è stato l'1-1 tra Aspra e Fulgatore. Questo pomeriggio invece Accademia Trapani, Super Giovane Castelbuono, Casteldaccia, Athletic Palermo, Mazara Folgore Castelvetrano, Oratorio Marineo Castellammare. Pro Favara Doncarlo Misimeric, la deviazione sul tiro intanto di Bonamaison, bloccato da Cheva. Infine Unitas Sciacca Nissa, insomma match abbastanza interessanti. Insiste il Geraci con Bonamaison che non ha concluso, potente verso la porta, il pallone è arrivato a Cheba. Avanza Velardi, insiste nel cercare il colpo di testa, lui ha segnato 47 gol con la maglia del Geraci, presente in 4 stagioni, quindi un trascorso notevole a più riprese con la maglia blaugrana. L'andata finì 1-0. Il match tra queste due squadre, la vittoria del Mazara 46 arrivata con l'autogol di Busso, ora alla Messana nel girone B, sempre di eccellenza. Anche in quel caso il Mazara 46 tornò al successo nel girone d'andata con la Pro Favara. C'è stato un pareggio. Guadagnoli, Giovagnoli, c'è il passaggio corto per Fernandez, a contrasto con Barbero, va avanti Fernandez, serve dietro Giovagnoli, finta, Mancino, pallone respinto, ci prova anche Scalisi, non c'è tanta potenza, non si fa andare in alto questo pallone, rimane giù. Barbagallo
rigore parato contro l'Accademia Trapani a Najib Sekoum. Qui sbaglia il rinvio. Pace, la girata non è delle migliori, è arrivato la stagione in corso dalla Don Carlo Misilmeri, così come Scalisi del Geraci. Infatti i due erano compagni di squadra nella prima metà di questa stagione. Oggi si ritrovano contro. Del Mazzara 46 Gaspare Galfano fa il terzino sinistro, Barbero invece viene spostato al centro da Domenicali. Sono soltanto due le novità rispetto a settimana scorsa, con Angileri e Ferrau. Dal primo minuto c'è calcio di rigore per il Geraci, assiste Fernandez. Reghini, colpo di testa, levar via, Pane Bianco si scontra con Angileri e ne va via il pallone. Scalisi, morbido, prende in controtempo sia Guadagnoli che Fernandez, poi l'appoggio da parte di Locascio su Chieva. Buona Mason nel passaggio di Locascio. L'alzata di Ogbonda, lotta ancora Giovagnoli a centrocampo contro Licata, cross in mezzo, Chiba se la chiama. Il rinvio del portiere della Mazzara 46 per far correre i suoi. Licata, Pace, appoggio di Ferrau per Gaspare Galfano, scambia più volte con Barbero, sale Barbero, c'è stato anche il tocco da parte di Velardi, recupera il Geraci, Scalisi, breve passaggio per Bonamaison. Bonamaison se ne stava andando più verso l'esterno, quindi nessuna chance per avanzare. Fernandez, un po' di spazio per lui, è costretto a rifugiarsi dietro da Pane Bianco, che perde subito il possesso. Passaggio di Angileri, Velardi vicino a trovare l'imbucata, ci pensa Ogbonda verso l'interno, evita Ferrau, apertura ma per gli avversari. Pane Bianco cerca di farsi perdonare, spazio a disposizione per lui, Pane Bianco vicino al collo, sotto la traversa, l'ex Trapani. Occasione per il Geraci.
Fernandes. Giovagnoli cerca dall'altro lato pane bianco, soltanto Lucascio, l'anno scorso la promozione in Serie D con la maglia dell'Akragas. La vittoria di questo stesso girone A di eccellenza. Reghini, il lancio lungo del nuovo arrivato in casa Geraci, ufficializzato ieri, arrivato dal Brasile, dal Parnaíba, classe 97, gettato subito nella mischia da Gaetano Mirto. In panchina invece c'è Bruno Romero, classe 98, anche lui difensore centrale, ufficializzato venerdì, arrivato dal General Belgrano, dall'Argentina. Loro sono stati i 2 dei 3 stranieri che nelle scorse settimane attendevano il trasferimento. Si aspetta ancora per l'ultimo. In più sono arrivati altri giocatori. Buona Maison, centrale per Cheva, nonostante lo spazio serve più cattiveria questo Geraci, a parte il tiro alto di Pane Bianco. Conclusioni semplici per il portiere della Mazara 46. Molti animi, si accende dopo la caduta di Yame. Dal punto di vista umano è un po' ciò che ci vorrebbe, dato che oggi a Geraci Siculo, nel borgo delle Madonie, c'è veramente freddo, ci sono 6 gradi, temperatura che andrà a scendere verso il corso della giornata. Mi hanno chiesto l'aiuto da bordo campo per Edu Yame. Anche se c'è il dietrofront. Si rialza il difensore del Mazara 46. Pallone restituito a Kepa. Il lancio lungo di Barbero, si cerca Mario Erbini che attacca Reghini, lo aggira, lancia lungo, pallone però per Ferraù, Scalisi, in fallo laterale. Pace spunta, Reghini rischia di fare male a Pace, allora non interviene. Geraci comunque spazza Yame di testa, anche Fernandes, rimane però in zona il pallone. Ferraù lo mette giù. Geraci che oggi deve fare di nuovo a meno di Ferruzza, indisponibili assieme a lui che Cardine per motivi personali, oltre ai lungodegenti Valor Balsano e Gnassi. Invece nella Mazara 46 manca la colonna portante in difesa. Gino Giardina per squalifica. Vilardi a un passo dal colpo di testa, deviazione in fallo laterale. Oltre al Giardina, i giallorossi mancano Vincenzo Russo e Perrone. Fernandes di prima verso Guadagnoli,
Però il fischio dell'arbitro che non lascia continuare l'azione dà la punizione al Geraci. Pare bianco. Allarga tutto. Dall'altro lato il Geraci gioca con Lopizio, verticale, Fernandez finta, il cross col mancino, Keba smanaccia, Bonamaiso schiaccia sulla linea, il salvataggio di Barbero. Geraci un passo dall'1-0 con Agustin Bonamaison. La smanacciata di Keba sul cross di Fernandez, ancora Bonamaison sul primo palo, Keba in calcio d'angolo, ma c'era posizione di fuorigioco, bandierina alzata. Via a mezza altezza per Keba, arriva comunque Apache, Angileri verso Mario Erbini, Lopizio, la solita personalità delle classi 2006, Pace, che dribbling ancora avanti l'ex Misilmeri, Pace, cross morbido, secondo palo, Reghini di testa, Barbagallo. Cerca di accendersi anche la partita stessa con questi capovolgimenti da una parte e dall'altra. Anche le opportunità da gol, lancio di Bonamaison, tutto ok secondo l'arbitro sul controllo di Barbero contro la pressione di Guadagnoli. Barbero disturbato da Albanesi, Giovagnoli, pallone per Bonamaison, area di rigore, Keba, ancora il duello Bonamaison Keba, che si rinnova ancora una volta da parte dell'argentino. C'è un nuovo tiro rasoterra verso la porta del Mazzara 46. Una posizione abbastanza favorevole. Bonamaison, lancio lungo verso Guadagnoli, troppo pallone che viene preso da Keba. Ferrau cerca Claudio Velardi, avanza il classe 2000, cross con Obonda che mette in angolo. Dai ragazzi, attenzione, facciamo! Senta voi su Giovanni! Ora vanno, non deve Schema chiamato da Apache, non va lui alla battuta, c'è il pallone sul secondo palo, sempre a cercare Yame, fallo in attacco. Ha ricevuto qualche indicazione poco fa dalla panchina Udu Yame, molto pericoloso sulle situazioni in cui vengono battuti i calci d'angolo. Scalisi, sale il Geraci, Giovagnoli, sventagliata dall'altro lato dove c'è pane bianco, Bonamaison. Giovagnoli si ferma, si propone così Scalisi,
Pane bianco, c'è il fallo secondo l'arbitro che dice all'esterno del Geraci di rialzarsi. Lopizio, verticalizzazione, non la capisce Guadagnoli. Fernandez più largo, la prende Keba. Parte da dietro Ferraù, tornato titolare oggi dopo 2 subentri dalla panchina. Ultimo match dal primo minuto a Casteldaccia, era il 17 dicembre per il centrocampista della Mazara 46, ancora in possesso. Adesso il pallone per Mario Erbini, chi lo rincorre, non ce la fa a prenderlo, il classe 91. Messa laterale per il Geraci. Ferrau, Locascio, Yame, Barbero, pallone per Gasperi Galfano, Licata, rispedito indietro, Fernandez sponda, l'attacco di Scalisi, c'è anche Guadagnoli contro Yame, mezzo Bonamaison, il recupero di Locascio. Velardi non la prende benissimo, Pane Bianco lo evita e lo supera, l'attacco di Locascio su Pane Bianco, gli sta addosso, pressione doppia su Pane Bianco, pallone ancora vivo, Bonamaison a terra, la prende Locascio. Ferrau, Keba, possesso più tranquillo adesso per il Mazara 46. Sponda, va bene per l'arbitro che lascia correre, pallone buttato fuori però, con la rassicurazione sulle condizioni di Velardi dopo la caduta. Verso la mezz'ora di questo primo tempo, entrambe le squadre pericolose, il più Geraci con Bonamaison, la Mazara 46 invece sulle situazioni da calcio d'angolo con gli attacchi di Yame. Locascio, Ferrau, Yame, presenza di Fernandez, Yame si rifugia da Keba, verso l'alto vicino, si affida a Barbero, Licata, finisce giù. Locascio, Velardi, Ogponda, Fernandez, dietro Scalisi, c'è più spazio per avanzare per il Geraci con Albanese, davanti a lui Licata, appoggio di Giovagnoli, Ogponda sempre di prima, segue l'azione per Bonamaison, il cross con il mancino, Guadagnoli si stacca, Fernandez, Yame prima di Keba, poi Yame spazza perché capisce di non essersi inteso con il proprio portiere, infatti entrambi erano andati sul pallone,
Avanza Giovagnoli, cross in mezzo, il colpo di testa di Barbero a schiacciare. Resta in proiezione offensiva però il Geraci. Aspetti, scappo attaccato! Dare un motivo a fuoco. Cross troppo su Chiva. Casteldaccia in vantaggio contro l'Athletic Palermo, il gol di Monti. Casteldaccia 1, Athletic 0. Questo è il primo risultato che cambia nel corso di questo pomeriggio. Poi ormai c'è l'attacco di Fernandez con il tiro respinto, aveva lasciata dietro il capitano delle Geraci. Sempre senza paura la squadra di Nirto. Capire quando no. Capire che siamo forti. Cambio di gioco, si cerca pane bianco che va verso l'interno, serve Giovagnoli di prima sulla zona di Fernandez. Anche questo pallone risultato impreciso, attacco dietro di Lopizzo ad allontanare le minacce dell'Eva 046. Albanese, Giovagnoli, chiusura in fallo laterale di Gaspare Galfano. Scalisi cross, Pace a murarlo. Lopizzo, Giovagnoli di nuovo verso Lopizzo, ancora in scivolata. Andiamo a 0,46 di nuovo con Gaspare Galfano. Giovagnoli fitta il cross, lo effettua volendo conquistare un'altra rimessa laterale con Licata. Sale la squadra di casa. Giovagnoli, ancora Licata, finisce giù l'argentino del Geraci. Si torna indietro, pallone per il 0,46. Locascio, Ferrau si guarda intorno, Locascio va dall'altro lato con la salita, il cross verso Velardi, il colpo di testa di Gonda. Opportunità per il 0,46, calcio d'angolo, ha rischiato anche il difensore del Geraci. E si va sempre con la stessa trama, Licata e Pace.
Finta di pace, parte Licata. Pallone più lungo rispetto al solito. Imprendibile per Barbero. Mason, nonostante la trattenuta di Angileri. Pallone largo per Albanese. Poi controlla un po' così il pallone, non se lo ritrova più. Angileri a terra. Vedremo se ci sarà bisogno di un eventuale cambio per il 046. Nessuno in panchina si è alzato. Si rialza Angileri da terra. Classe 2003, 2 under, importante per lo scacchiere di Domenicali. Sembra non farcela, perché c'è il cambio. Alla fine si è alzato dalla panchina il sostituto, si procede in 10 contro 11, entrerà Simone Erbini. Licata morbido verso Velardi, in 2 a non fargli prendere il pallone. Ogbonda da Panebianco. Albanese lascia a Giovagnoli il pallone. Scalisi. Buona Mason. Fernandez, verticalizzazione. Fernandez! Il gol del Geraci annullato per fuori gioco. Posizione irregolare di Marcio Fernandez. Si va con il cambio per il 046. Esce Angileri, che praticamente è già uscito. Al suo posto Simone Erbini. Mossa forzata per Domenicali. Rettifichiamo il marcatore del Casteldaccia contro l'Athletic Palermo. Ha segnato Messina, partita cross 1-0. Palla dentro Cavagnoli, non riesce nel tiro in porta dopo le traversioni di Fernandez. E ancora il Geraci a rendersi pericoloso. Panebianco. Buona Mason, attaccato dallo Cascio. C'è un'altra rimessa per i Madoniti. Mason, Panebianco. Di nuovo per Buona Mason e Fernandez.
Fernandez, forse preso un po' in controtempo, comunque la ricevuta, palo bianco, il mancino sfiora il palo, lo vuole proprio il primo gol in carriera tra i grandi in classe 2001. Oggi c'è proiezione offensiva più del solito. Ferraù gira la zona di Gaspare Galfano che va attaccato un po' da Guadagnoli. Barbero esce il Mazzara 46 con Ferraù, il lancio verso Velardi con protezione di Reghini. Buona Mason, attaccato da Locascio, riesce nel lancio lungo verso Fernandez a spallate con Barbero, entrambi cadono a terra. Il fallo è dell'attaccante del Geraci. Pace, pressing su di lui, Velardi ha difficoltà a girarsi, Giovagnoli, gioco di gambe, poi trova Barbero, c'è Fernandez, l'anticipo di Licata. La finta di Barbero per tornare dietro da Cheba. Giammento con calma insieme al portiere del Mazzara 46. Ha pareggiato l'Athletic Palermo a Casteldaccia con il calcio di rigore trasformato da Caronia. Casteldaccia 1, Athletic 1. Pare bianco, cross in mezzo, secondo palo, Fernandez di prima, il calcio d'angolo. Prima c'era un equilibrio sulle occasioni, adesso è soltanto il Geraci ad averne la volontà di passare in vantaggio prima dell'intervallo. Altro giocatore a terra nel Mazzara 46. Infatti si alza dalla panchina una delle riserve a scaldarsi. Forse la squadra ospite sta risentendo delle condizioni climatiche di Geraci Sicolo. Ricordiamoci, sono 6 gradi. È uscito momentaneamente dal campo Velardi, eppure lui a Geraci ci ha giocato. La cosa paradossale è un po' questa. Giovagnoli, calcio d'angolo verso Guadagnoli, all'altezza del primo palo. Adesso Scalisi, non viene bene il lancio lungo, poi
lo effettua, sì, ma giusto per allontanare il pallone. Rientra in campo Velardi, tutto ok per il Mazara 46 e il suo attaccante. Velardi la riceve proprio lui, Scalisi in fallo laterale. 2 minuti di recupero che iniziano adesso per questo primo tempo. Licata stava passando per farla arrivare a pace. Albanese vince il contrasto, si va a prendere la rimessa. Spinta su Fernandez, c'è il fallo. Reghini non è fuori dopo il colpo di testa di Licata. Pane bianco dietro da Reghini. Lupizio attaccato, perde il possesso ma si va a prendere il calcio di punizione. Lui assieme a Coco, che oggi parte dalla panchina, convocato di recente per la rappresentativa regionale juniores siciliana della Lega Nazionale Dilettanti. Pallone morbido verso il centro, allontanato dall'Ocascio. Ferraù, c'è Ogbonda dall'altro lato. Guadagnoli un po' bloccato da Barbero. Velardi dietro l'Ocascio di Catta. Lancio profondo verso Pace, pallone troppo lungo, arriva a Barbagallo, finisce il primo tempo tra Girazzi e Mazara 46, 0-0. Sul piano delle occasioni è stato un primo tempo equilibrato all'inizio, poi Girazzi ha insistito con Fernandez, lo aveva già fatto con Bonamaison, un po' sprecone anche davanti alla porta, calciando ad altezza uomo, un po' per capirci, verso la porta di Cheba. Noi ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora per il secondo tempo, sempre qui live dal Santissima Trinità. Questa partita è 7-0, no? 4-0. Il risultato pesante, però fa parte del gioco del calcio, i ragazzi devono crescere in fretta, abbiamo incontrato una grande squadra, c'è poco da dire, i ragazzi non si sono fatti trovare pronti, ma ripeto, questi ragazzi stanno facendo un campionato straordinario, un percorso straordinario, perciò non posso che essere soddisfatto. È normale, la sconfitta pesa, dobbiamo subito digerirla, non sarà facile digerirla perché comunque sono abituati a giocarsela
diversamente, però fa parte del gioco. Capitano queste giornate no, oggi è stata una giornata no, anche le molte assenze hanno inciso, ma ripeto, il gruppo è forte e coeso, deve continuare a lavorare, pazienza. Qui siamo tutti dopolavoristi, perciò oggi hanno dovuto prendere giorni di lavoro, è stata una spesa importante per la società, però l'abbiamo vissuta serenamente, come anche un premio per il campionato che stiamo facendo. Perciò niente, che devo dire, dobbiamo subito rimetterci al lavoro e pensare a condonare questo brutto risultato e pensare alla prossima. Il progetto nostro è la salvezza, siamo lì terzi, è ovvio che siamo lì, balliamo. Però ci sono corazzate importanti come Piana degli Albanesi, come Vittoria del nostro girone, Avola, insomma sono squadre attrezzate per vincere, di conseguenza noi siamo lì, è normale che giochiamo sempre, scendiamo in campo per giocarci la partita, per imporre il nostro gioco, delle volte ci riesce, delle volte un po' meno, però ce la giocheremo insomma fino alla fine, alla fine dell'anno tiriamo le linee. Ottime impressioni, tanti nuovi compagni con cui non avevo mai giocato e tanti invece vecchi amici che vengo a ritrovare con tantissimo piacere. Adesso invece parliamo un po' della partita, perché in un primo tempo forse non ottimale della tua squadra, un risultato di 0-3, poi però il tuo gol ha riaperto la gara. Ti chiedo quindi quanto è stato importante fare quel gol in quel momento e poi di commentarcelo. Sì, ti posso dire intanto che è stata una bellissima partita. Sapevamo che era un'ottima squadra, anche perché abbiamo chiuso il girone di andata in 4 come stesso punteggio, però per differenza reti diciamo che siamo noi sopra, però sapevamo la forza del Marsala e sapevamo che veniva a fare una grandissima partita, anche perché i punti parlano chiari. Poi pronti via subito 1-2, 3-0, però siamo stati bravi a riprenderla e a essere soprattutto poi lucidi all'inizio del secondo tempo e a credere nelle nostre potenzialità. Nel secondo tempo cosa è successo? Perché è stata una squadra decisamente differente, negli spogliatoi forse tu, ma anche qualche altra figura di esperienza, avete detto qualcosa in particolare o frutto del caso? No, queste cose non vengono mai frutto del caso. Cioè, io penso che quando tu prepari le partite in settimana e vedi gli elementi che tu c'hai in squadra, basta semplicemente trovare quella scintilla, quel gol del 3-1 per far capire di far tornare la calma e riprendere la partita in mano, perché sapevamo che anche se sono un'ottima squadra noi lo siamo anche ancora di più. Adesso questa è stata la 12ª giornata del campionato di Serie C2, ti chiedo, ci sono 3 squadre a quota 28, Figarazzi, Merlo e appunto lo Iato, invece Città di Marsala rimane a quota 25. Credi che magari questa squadra con questa sconfitta possa anche un po' allontanarsi dalle altre 3 oppure no? Allora, ti dico di no, perché secondo me è una squadra che oggi viene qui e impone il suo gioco e si porta sul 3-0, però poi ovviamente grazie alla nostra bravura la ribaltiamo, non può mollare un campionato alla 12ª, anzi credo che poi in casa farà il suo dovere e magari farà dei punti che la rimetteranno sicuramente in gioco, perché 3 punti sono una gara, niente di che. Poi quando ne hai altre 3 di sopra che si devono incontrare e inciampa qualcuno, ovviamente speriamo non noi, anche perché ci siamo ripromessi che saranno delle finali ogni partita. Questa era l'11ª e andremo avanti su questo ritmo fin quando il campo ce lo permette. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima giornata, sfida contro il Città di Bisacquino, una trasferta. Come la preparerete e se conosci chiaramente gli avversari? Allora ti dico che non li conosco personalmente gli avversari, però ovviamente tramite il gruppo chiederemo le informazioni giuste che loro ci hanno giocato, vedremo un po' di studiare questa squadra, sempre perché c'è da migliorare settimana in settimana. Ovviamente noi prepareremo la nostra gara come sempre con massimo rispetto, anche perché abbiamo visto che ieri ha fatto un risultato fuori casa contro l'Aveco, quindi secondo me sono dei ragazzi in fiducia, saranno dentro casa. Il primo tempo è stato un primo tempo di grande pazienza, loro si difendevano molto bene, si chiudevano molto bene, dovevamo aspettare il momento giusto per poterli colpire. Abbiamo creato, però c'era anche un avversario che
la classifica parla chiaro, aveva tutte le carte in regola per far bene, quindi la bravura è stata quella di attaccare e non subire contropiedi fatali, cosa che in precedenza abbiamo vissuto in altre partite, quindi già il primo tempo per me era molto soddisfacente, a parte che l'abbiamo chiuso in vantaggio. Poi nel secondo chiaramente abbiamo trovato più spazi, loro si sono allungati un attimino e abbiamo ragazzi che negli spazi larghi possono essere devastanti e quindi il risultato poi ha preso corpo, ma la cosa che ha sottolineato Giuseppe, io confermo, era la impermeabilità difensiva, che è uno degli aspetti sui quali abbiamo lavorato durante tutto il girone di andata e che stiamo cercando di correggere con un dispositivo in campo diverso e anche con giocatori con caratteristiche diverse. Quest'oggi diversi volti nuovi in campo, come giudica i nuovi arrivi di questa campagna acquisti invernale? Giglio arriva, ma arriva in un contesto di portieri già molto valido. Io ero molto contento di tutto quello che era accaduto per quanto concerneva l'estremo difensore. Abbiamo perso Norf, è arrivato Giglio, ma il parco portieri per me è estremamente valido. Giglio ha l'esperienza, è anche un preparatore dei portieri, ha meritato in categorie superiori e quindi tutte queste cose hanno influito positivamente sulla sua prestazione. Giuseppe Di Dio è superfluo presentarlo, è un po' la storia del calcio a 5 a Palermo, ha giocato in categorie ben diverse, ha dato tanta esperienza, tanta umiltà, tanta professionalità in un contesto dove comunque questi aspetti già c'erano. E poi c'è stato il ragazzino Guglielmini che ha debuttato e spero anche in futuro che possa avere sempre un utilizzo maggiore, significa che cresce e quindi questo è quello che noi vogliamo dai nostri giovani. Mister, invece adesso faremo un po' di statistiche, so che lei le cura molto attentamente e le dico subito che quest'oggi la sua formazione era la seconda peggiore difesa del campionato, ma oggi 5-0 il risultato, porta inviolata, quindi cosa è cambiato? Ma è una cosa che sapevamo da tempo, noi abbiamo viaggiato con questa classifica, secondo miglior attacco e seconda peggior difesa in quasi tutto il girone di andata. Ha inciso anche la debacle che abbiamo patito ad Alcamo proprio contro il Bonifato, che è stata una partita disastrosa, ovviamente perché sono stati molto bravi anche loro, ed è stata la partita che ha cambiato un po' il campionato. Da quel momento sono venuti 6 risultati positivi e la vittoria ad Alcamo contro lo Sporting, però quella statistica è rimasta inalterata per tutti. Qual è stata la differenza, forse se lei dovesse dirne una in particolare che oggi non c'è stata? Ma con tutto quello che avevamo col Bonifato, l'8-0 nasce dal fatto che non avevamo un solo difensore quel giorno, avevamo soltanto giocatori con spiccate doti offensive che hanno beccato la giornata sbagliata e nel momento in cui dopo pochissimi minuti eravamo già con 3 gol sotto, la partita poi ha preso una piega che ovviamente ci è servita ad abbassare un po' le ali e nel contempo ad avere l'umiltà che ci ha consentito poi di rimontare. Credo che la forza di questo gruppo, anche del rapporto che ho con il mio presidente, è nato proprio ad Alcamo. Là si poteva sfasciare tutto, oppure invece riboccarci le maniche e reagire, è quello che è accaduto. Invece adesso diamo uno sguardo alla prossima partita contro il Cus Palermo, come la preparerà e cosa si aspetta vista la squadra che affronterà. Queste sono partite che si preparano da sole, perché giochi con il Cus, è un derby molto sentito, giochiamo in un palazzetto bellissimo contro una squadra fatta da ottimi giocatori e quindi è normale che è una partita che si prepara con grande emozione, con grande concentrazione, con grande voglia, vogliamo andare lì e giocarcela, fermo restando che sappiamo che andiamo a incontrare una squadra estremamente dotata e con tanti giocatori di ottima categoria.
Ben due false partenze in questa ripresa 0-0 sempre tra Geraci e Mazara 46, 18ª giornata del girone A di eccellenza siciliana, con il Geraci più pericoloso nella seconda parte del primo tempo. Nella prima invece c'è stato un equilibrio per quanto riguarda le occasioni per entrambe le squadre. Nessun cambio, all'intervallo ce n'è stato uno sulla finale di primo tempo con l'ingresso di Simone Erbini, che torna a giocare dopo 3 panchine al posto di Angileri, uscito per infortunio. Avanza ancora il Geraci con Albanesi che prova il piazzato, pallone sul fondo. Facciamo un recap dunque delle due formazioni. Geraci con il 3-5-2 in maglia blaugrana, Barbagallo in porta, Lopizzo, Reghini e Ogbonda in difesa, Albanese, Giovagnoli, Scalisi, Bonamaison e Panebianco a centrocampo, Guadagnoli e Fernandez in attacco. A disposizione in panchina Dragone e Keita per la porta, poi Coco, Romero, Mannina e Trepiano. Risponde il Mazara 46 con il 4-3-1-2 di Emanuele Domenicali, maglia giallorossa, che va in porta. Locascio, Yamè, Barbero e Gaspare Galfano in difesa, Licata, Ferraù e adesso Simone Erbini a centrocampo, che ricordiamo ha preso il posto di Angileri, Pace dietro Velardi e Mario Erbini. E se Velardi, che si era momentaneamente fermato verso il tempo di recupero del primo tempo, al suo posto entra Rosella, non cambia nulla dal punto di vista tattico. Secondo cambio dunque per Domenicali, la panchina della Mazara 46 con Salvatore Russo a disposizione per la porta, poi Ciolino, Murania, Pirrone, Ferreri, Cristaldi e Lentini. Fernandez, Giovagnoli dietro da Lopizzo. Geraci vuole continuare sulla falsariga del primo tempo dal punto di vista offensivo. Guadagnoli non riesce a prendere questo pallone data la presenza di Locascio con il fisico. Stanno ripartendo anche i secondi tempi delle altre partite, tutte sullo 0-0. Si è sbloccata soltanto Casteldaccia Athletic Palermo sull'1-1. Albanese, cross in mezzo, anticipato Keba da Barbero, calcio d'angolo. Messina aveva portato avanti il Casteldaccia, il pareggio di Caronia su rigore.
Si stanno giocando anche Accademia Trapani, Super Giovane Castelbuono, Mazzara Folgore Castelvetrano, Oratorio Marineo Castellammare, Pro Favara Don Carlo Misilmeri, Unitas Sciacca Nissa. Ieri l'1-1 tra Aspra e Fulgatore. Calcio d'angolo per il Geraci, la battuta in mezzo di Giovagnoli, pallone che torna in fascia, Bonamaison, cross deviato, allontana Barbero, Albanesi, anticipato pane bianco dal nuovo entrato Angelo Rosella. L'anno scorso la discesa in prima categoria con la maglia del Petrosino, arrivato a stagione in corso. Esperienza là davanti assieme a Mario Erbini, che ha avuto tanta difficoltà. Quella della Mazzara 46 è una squadra che punta più sul gruppo, non c'è un vero e proprio bomber. Il miglior marcatore è Licata, con 5 gol in campionato. Perno nel centrocampo. Oggi a Domenicali manca Giardina per squalifica. Era diffidato nell'ultimo match contro la Pro Favara. Ha ricevuto il giallo, dunque somma di ammonizioni per la squalifica oggi. Assenti anche Vincenzo Russo e Perrone. Nel Geraci invece out Ferruzza, oltre a Cardino, Valor, Balsano e Ignasi. Sembra essere finita la stagione di Balsano, mentre per Ignasi potrebbe esserci un rientro nella parte finale di questo campionato dopo la rottura del crociato rimediata in estate. Giovagnoli afferrato da Ferraù, fallo. Bonamaison, tacco per Pane Bianco, fermato da Locascio, il pallone rimane a metà strada, lo va a recuperare Licata. Lancio profondo, Paci segue il pallone, Albanese in pressione, Paci, cross, il secondo palo, troppo sul fondo. Fallo di Guadagnoli su Locascio. Grido prolungato dall'ex Acragas. Passaggio sbagliato, fascia della Mazzara 46. Fernandese, la chiusura di Barbero, rimessa Geraci.
Albanese, lo piccio, Ferraù prima di Giovagnoli, Pace scambia insieme a Mario Erbini. Punizione per i giallorossi. Scambi rapidi degli ospiti, non arriva il pallone a Gaspare Galfano. Fernandez che la ruba, Pace, un tocco di Scalisi, va avanti Pace, Scalisi lo chiude, calcio d'angolo. Il Mazara 46 si è reso pericoloso così nel primo tempo con gli inserimenti di Mudu Yamme verso il secondo palo. Vedremo che succederà adesso con la battuta di Giovanni Pace. Pallone in mezzo, si cerca proprio Yamme, allontana Fernandez di testa, porta palla da quelle parti in Geraci, appoggio di Giovagnoli, Bonamaison, pallone lungo per Pane Bianco, Barbero ancora viva, Bonamaison, Pane Bianco, il recupero di Barbero. La punizione guadagnata da Locascio. Pallone mantenuto in campo, Fernandez. Stop non dei migliori. Ferrau. Licata dietro per Miguel Barbero. L'alzata di Locascio di testa, Ogbonda. Licata, ancora Ogbonda di testa. Mario Erbini. Licata dietro. Cerca di inserirsi in mezzo a Locascio, perde il pallone. Guadagnoli. Giovagnoli, sale il Geraci. Con una discreta libertà, finito giù Giovagnoli, calcio di punizione da posizioni interessanti, scatta il cartellino giallo per Locascio, il primo della partita. È passato in vantaggio il Mazara contro la Folgore Castelvetrano, il gol di Alassia su calcio di rigore. Mazara 1, Folgore 0. Qui invece per il Mazara 46 una barriera a 5. Giovagnoli con il sinistro, Bonamaison con il destro. Bonamaison che va, si distende, allontana il prima possibile Barbero. Un po' sempre a questa altezza sono arrivate le occasioni per il Geraci. Insiste la squadra di Mirto. Giovagnoli, Albanese dietro di lui,
tentare la salita in fascia. Giovagnoli, cross deviato in angolo, furbo Giovagnoli a trovare quella minima deviazione per la battuta dalla bandierina. Giovagnoli, primo palo, allontana Licata di testa. Albanese la tocca ma si va a scontrare con Bonamaison, posizione di fuorigioco. Successivamente cambio pronto per il Mazara 46. Si va adesso con l'ingresso di Ciolino al debutto in stagione. Esce dall'altro lato Gaspre Galfano. Dentro dunque Ciolino, classe 2006, arrivato dalla Folgore Castelvetrano, una stagione in corso. Quattro panchine su 4 prima di questo pomeriggio, primi minuti con la maglia del Mazara 46. Lanciato Guadagnoli, Yame, retropassaggio più su Cheba che sull'attaccante del Geraci. Ha rischiato qui il portiere degli ospiti. Manca mezz'ora alla fine. Ciolino cerca di insistere. Giovagnoli mezzo a 2, fa passare, subisce però il fallo. La mezzala del Zenazzi ha punito Mario Erbini. Passata in vantaggio la Pro Favara sulla Don Carlo Misilmeri, gol di Noto. Pro Favara 1, Misilmeri 0. Fernandez in fascia, Albanese, cross morbido, Fernandez controlla con il petto, ostacolato da Yame, soltanto ripessato dal fondo. Okbonda non trova nessuno. Mario Erbini
disperato perché voleva il fallo dopo questa pressione su di lui. Di testa Diamé, Locascio va dietro da Barbero. Okponda, altro colpo di testa da parte sua, leccata dietro da Diamé, la prende Fernandez, passaggio sbagliato dal difensore del Mazara 46. Fernandez, tutto regolare dopo la trattenuta su di lui. Allora pallone per Rosella, cross in mezzo, Mario Erbini aggancia in aria, in mezzo a due, poi cade, tutto ok secondo l'arbitro. Sul calcio di rigore, anche in questo caso è stato un episodio da viola anche lato Giracci, sempre in area di rigore. Qui Guadagnoli ha subito il contrasto famoso, attenzione per il Giracci. Senti Mazzana! Devi svegliare, cretino! Ammonisci che lo secondo! E tira! Senti, devi parare tu! Fallo di Simone Erbini su Okponda. Si sono alternate un po' situazioni in cui l'arbitro ha lasciato giocare, poi fischi a situazioni un po' di dettaglio come questa. Tra poco nel Giracci entrerà Tripiano, anche Mirto alla prima mossa dalla panchina. Barbero recupera palla Albanese, stava vincendo anche il rimpaglio, la va a riprendere l'argentino del Mazara 46. Reghini a vuoto, Mario Erbini da pace, Licata, trattenuta di Albanese, punizione, Nissa in vantaggio a Sciacca, il gol di Neri, Unitas Sciacca 0, Nissa 1. Licata la lascia scorrere Rosella, Guadagnoli a terra sul fallo, Ferrao. Il lancio lungo di Licata, Pace, stop a seguire, entra in area, Pace, ce l'ha sul mancino, mette dentro il pallone in calcio d'angolo da parte di Reghini. La battuta di Ferrao, situazione irregolare in area, nulla di fatto, cambio nel Giracci. Esce Guadagnoli, al suo posto entra Tripiano. Anche in questo caso non cambia nulla, con Tripiano che va a prendere la mattonella che ha occupato Guadagnoli. Okponda
a rispondere agli attacchi della Mazara 46. Pace fronteggia Albanese, sempre in avanti. Pace rimessa dal fondo, cerca il calcio di rigore la squadra di Domenicali. Quando partite difficili si scrivono in questo modo, si cerca anche il modo più veloce per risolverla. Filtrante anonimo di Scalisi, pallone per Cheva. La girata di Simone Erbini. Fischio da parte dell'arbitro, proteste di Gaetano Mirto dalla panchina del Geraci verso l'arbitro. Ciolino, c'è Ferrau, per sua fortuna cross in mezzo, Barbagallo. Ponda di testa si va a scontrare con Reghini. La meglio. L'anticipo di Ciolino. Dal suo ingresso in campo stava dimostrando personalità. Imbucata, Ciolino davanti la porta, Barbagallo. C'è posizione di fuorigioco. Sta cercando di mettersi in mostra il classe 2006. Ponda, Scalisi, Fernandez in mezzo a due, riesce a passarla a Giovagnoli, mano larga di Ferrau, calcio di punizione per il Geraci. Tripiano, Bonamaison, non posso giocare nessuno da parte di Tripiano. Ha pareggiato la Folgore Castelvetrano contro il Mazara, il gol di Fofana. Mazara 1, Folgore 1. Bonamaison, Yammé, rilancio sull'argentino, rimesso dal fondo. Finisce giù Mario Erbini. Punizione per il Mazara 46. Già battuta. Ciolino, Barbero, pallone gestito da Scalisi, ma
finito giù Miguel Barbero. Ha segnato lui il momentaneo 1-1 contro la Pro Favara la settimana scorsa. Altra gestione con la mano in corsa, stavolta di Simone Erbini. Ormai rimane l'ultimo quarto d'ora per provare a vincerla. Sta scendendo un po' di più il Mazara 46 nell'ultima fase giocata, con il Geraci però sempre pronto ad attaccare. Trepiano punta Yame, ne ha diversi davanti, allarga, Pace di testa, mette fuori Lopizzo, scambio di prima con Trepiano, Lopizzo al controllo, non è ok, cerca di rimediare contro Licata, il centrocampista della Mazara fa arrivare assieme ai compagni dall'altro lato. Lopizzo, nuovo pallone per lui verso Fernandez, deve rincorrere, salvare, ce la fa, poi però si allunga e allora Yameda che va. Licata, Ciolino, Ferrau verso l'altra fascia con il controllo di Locascio, ancora Locascio, riceve Mario Erbini, si gira, passaggio di punta per Ciolino che lascia scorrere Pace, Ciolino piano piano, il 0,46, il cross respinto da Giovangnoli, Pace lo effettua lui in mezzo, ponda di testa, lontana, Licata, Barbagallo con il piede, azione ancora viva, Locascio cade giù dopo la conclusione, la parata di Barbagallo a salvare il risultato, il tentativo di Rosario Licata, Barbero in mezzo a tanti avversari, si prende il calcio di punizione. Licata alla battuta, 3 in barriera, si va Licata oltre la traversa, per un attimo sembrava scendere all'ultimo il pallone, già però sul fondo.
testa Mario Erbini, la girata di Rosella. Pace, se fallo da Lopizzo. Era brutto per cadere prima che ci arrivasse. Nuova punizione per il Mazzara 46. Pace affida tutto al mancino di Licata, che parte verso il centro. Albanesi di testa, la rincorre Ferrao. Simone Erbini, cross leggermente deviato, Locascio, prolungamento, Ogboda, fallo laterale. La rimessa di Ciolino, scambio con Rosella, cross in mezzo, Reghini, pallone profondo verso Fernandez che corre, Barbero appoggia da Cheba. 10 minuti. Per il Mazzara 46 nel ritrovare la vittoria che manca da 3 partite. Rosella si ferma, c'è Simone Erbini, eventualmente Giovagnoli spazza sullo Cascio, si prende la rimessa laterale. La super giovane Castelbuono è passata in vantaggio in casa dell'Accademia Trapani, il gol di Pardo, Accademia 0, super giovane 1 a 12 minuti dalla fine. Per i Madoniti sarebbe un risultato molto importante, dato che la squadra di Bognani è quarta, il Mazzara 46 è terzo, ma sta pareggiando, quindi la super giovane Castelbuono andrebbe a recuperare 2 punti sulla terza posizione. Licata, Ferrau disturbato da Tripiano, buona mansione Giovagnoli, mano bianco da un lato all'altro, Albanesi, spazio per controllare il pallone, il cross in mezzo, Fernandez non ci arriva di testa, arriva dall'altro lato, pane bianco, va a commettere fallo però. Va bene Giovanni, va bene. Mi stanno imbastando. Formato sull'opposto Simone Erbini, Fernandez stava perdendo l'equilibrio, riesce comunque a passarla ad Albanese, che nel passaggio di prima non è granché, approfitta del disimpegno di Pace. Rimessa laterale per il Mazzara 46 qui. Pace, Ciolino, Bonda ci ripensa a effettuare il lancio lungo, Barbagallo, Locascio, Ferrao,
avanza Ciolino, Pace, Albanese, contrasto falloso, c'è subito il cartellino per il difensore del Geraci. Il primo giallo della partita per i Madoniti. Paci stavolta lascia il destro verso il centro, pallone che ritorna da Kepa. Colpo di testa di Albanese, stavolta il fallo lo subisce. Punizione per il Geraci. Barbero prima di Fernandez, pallone su Albanese, controtempo con Fernandez. 0,46 che ha un po' di spazio in più, parte comunque delicata. Pace, tunnel che non si completa sullo pizzo del lancio lungo verso Fernandez, stop a seguire, lo blocca Barbero. Tripiano si ferma, va avanti contro Ciolino, si prende il calcio di punizione, il classe 2006 del Geraci. Ha segnato l'Athletic Palermo a Casteldaccia Caronia, a 2 dalla fine, Casteldaccia 1, Athletic 2. Via alla Santissima Trinità, mancano più di 3 minuti. Bonamaison, la battuta di questo calcio su 2 uomini del Mazara 46 in barriera. Licata in rimessa laterale senza mezzi termini. Si chiede un pallone migliore. Arrivato da bordo campo. Giovagnoli dalla bandierina per il Geraci, parte il pallone dentro, Kepa non trattiene, poi se la prende. Subito però un colpo il portiere del Mazara 46. Colpo alla testa, è rimasto anche giù un giocatore del Geraci. Dreghini che si rialza. Bonda, altro recupero palla della sua partita. Bonamaison,
lancio profondo, Fernandez, e comunque buono il contromovimento, Giovagnoli, secondo palo, Albanese. Niente da fare per il Geraci. Lo pizzo di testa, la squadra di Mirto resta comunque in partita. Buona Mason, pallone lungo per Trepiano. Pace, il cross in mezzo, Ogbonda si tuffa, Licata, traversione ancora Ogbonda, Locascio, intercetto di Pane Bianco, insiste Locascio, scivolata di Ogbonda, altro tocco del nigeriano, 4 nell'arco di 20 secondi, tutti efficaci. 90esimo, saranno 3 i minuti di recupero. Fernandez da terra, Giovagnoli, buona Mason, sale Albanese dall'altro lato, Albanese, il controllo contro Ciolino, c'è il passaggio per Buona Mason, dietro, pallone per Giovagnoli, sterza col mancino, calcia con il destro, pallone fuori, alto. Occasione per il Geraci. Una partita che alla fine ha visto dell'equilibrio, con il Geraci spingere soprattutto nella seconda parte del primo tempo. Grande occasione però della Mazara 46 nella ripresa con Licata, la parata con il piede da parte di Barbagallo. Giovagnoli lungo la fascia verso Fernandez, c'è Yamme di testa, il colpo di Rosella, Licata, Ciolino, Pace, molto attivo questo pomeriggio soprattutto lungo la fascia di sinistra. È finita a Casteldasso la vittoria dell'Athletic Palermo 2-1 al Fiorilli. Rosella si gira, centrale per Barbagallo, l'occasione per Angelo Rosella, è ufficiale lo 0-0 tra Geraci e Mazara 46, un punto prezioso per il Geraci contro una squadra che lotta per i playoff, lotta per il salto in Serie D. Il Mazara 46 continua a non vincere, quarto risultato senza successo, non trova ancora la prima gioia Emanuele Domenicali sulla panchina giallorossa. Il Geraci rimane nella parte tranquilla di classifica, sale a 23 punti, Mazara 46 che invece sale a 35. Geraci più attivo dal punto di vista
delle occasioni nel primo tempo, larghi tratti un dominio nei confronti degli avversari. Nella ripresa l'occasione avuta da Licata, riceve comunque gli applausi della propria gente il Geraci, che prossima settimana andrà a giocare in casa della Don Carlo Misilneri, partita che si giocherà al Giovanni Aloisio a 046, che invece ospiterà l'Accademia Trapani, un derby tutto trapanese. 0-0 alla Santissima Trinità, è tutto, grazie dell'attenzione, ciao da Sport Geraci.